Pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Alto glorioso Iddio, al numero 184. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Memoria francescana. Oggi ricordiamo San Pasquale Bailon. Nacque nel 1540 nell'Aragona, in Spagna. Da ragazzo fu addetto alla custodia del gregge e fin da allora mostrò una particolare devozione verso l'Eucarestia. Nel 1564, già conosciuto per la sua vita esemplare, entrò tra i frati minori. I superiori pensavano di avviarlo al sacerdozio, ma egli preferì rimanere semplice fratello religioso, esercitando per tutta la vita gli umili incarichi del convento, specialmente quello di portinaio. Si distinse soprattutto per una intensa pietà eucaristica e Dio lo ricolmò di carismi celesti, di un grande dono di sapienza, tanto da diventare ricercato consigliere e quasi illetterato, riuscire a comporre vari libri di pietà, di spiritualità, dove presenta la sua esperienza mistica. Ecco, apriamoci al dono dello Spirito perché il Signore possa anche plasmare dentro di noi proprio la sua dimora e possiamo incontrarlo nel sacramento dell'Eucarestia, prolungare questa comunione nella vita, nella preghiera. Chiediamo perdono dei nostri peccati per celebrare degnamente questa Eucaristia. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che hai ispirato a San Pasquale un profondo amore verso il mistero eucaristico, concedi anche a noi di saper attingere dal divino banchetto la stessa ricchezza spirituale per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto. E così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, e così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli
Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel corso dell'ultima cena, i discepoli di Gesù, gli apostoli in particolare, avevano ascoltato una raccomandazione che veniva dal cuore di Gesù. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Però dopo sappiamo com'è andata. Durante la passione non sono rimasti. Hanno abbandonato Gesù, in particolare Pietro l'ha rinnegato 3 volte. E quindi si capisce bene il senso anche di questa triplice domanda. Avete sentito? Simone, figlio di Giovanni, Pietro, mi ami più di costoro? Una domanda che viene da Gesù, diretta proprio a lui, a Pietro. Non è una domanda che guarda il passato, però, cioè una domanda che vorrebbe quasi suscitare un senso di colpa. È una domanda che suona come un invito a guardare al presente e al futuro. È Gesù che offre a Pietro l'occasione di aprire gli occhi sull'amore fermo, fedele di Gesù. È un incoraggiamento a ricominciare, a riprendere quell'amicizia che per Gesù non è mai stata tolta. Non è mai stata tolta. Ecco Gesù che conferma allora con quella domanda: mi ami? Il suo amore intanto, suscitando, risvegliando quello di Pietro. E quando sente: Signore, sai che ti amo, immediatamente Gesù affida a lui, come aveva già fatto, riaffida, potremmo dire, la cura pastorale dei discepoli, di quelli che verranno. Pasci le mie pecore. Le mie pecore non appartengono a Pietro, sono state affidate a lui con il compito, come il compito del pastore che dovrà guidare, curare, custodire quelle persone. Ecco, penso che anche noi, nonostante le nostre fragilità, siamo qui ad ascoltare questa domanda: mi ami tu, da parte di Gesù? Ecco, una domanda che deve entrare dentro di noi e sentirla innanzitutto con questo tono di amicizia, di perdono da parte di Gesù, che ci incarica pure noi di assumere, di prendere il nostro incarico di guide, perché tutti abbiamo in qualche modo un compito pastorale, non solo Pietro, non solo i pastori della Chiesa, ma penso ai genitori nei confronti dei figli, penso dentro una comunità parrocchiale. Sono compiti diversi che prevedono questa funzione anche di guida, di orientamento, di cura. Ecco, questo sarà tanto più vero, tanto più radicato, tanto più coerente con il Signore nella misura in cui rimaniamo nel suo amore. E questo è il cuore in fondo della fede, è questo per il quale ci aiuta in modo fondamentale, ecco, questo sacramento che celebriamo, che è stato sempre dentro
il sole, potremmo dire, del santo che oggi celebriamo, San Pasquale Bailon. Ecco, il rapporto personale con il Signore che riparte, si radica sempre di più nell'Eucarestia che viviamo con consapevolezza. Ecco, anche oggi, celebrando, ricevendo l'Eucaristia, riascoltiamo questa domanda allora da parte di Gesù: mi ami tu? E possiamo rispondere: sì, Signore, ti amo. Sì, Signore, ogni volta. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva le nostre mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Pasquale serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te, o Padre, l'inno di benedizione e di lode. Cristo, Signore nostro, fiore purissimo nato dalla Vergine Maria, proclamò con la parola e con la vita che lo stato virginale è attesa del mondo futuro, segno primizia del tuo regno eterno. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli consacrò al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. E noi, uniti alla schiera degli angeli e dei santi che contemplano il tuo volto, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Benedetto colui che viene nel
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Ada, Antonio e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pasquale e San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati noi, invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alle tue mense, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore, santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che nutrito di te spiritualmente possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Sei tu, Signore, il pane. Al numero 148. Preghiamo. Signore Dio nostro, il sacramento che abbiamo ricevuto nel ricordo di San Pasquale ci rinnovi nella mente e nel cuore, perché possiamo comunicare alla tua vita immortale per Cristo nostro Signore. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore, assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni.
Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace e buona giornata. E